Ben ritrovati gentili telespettatori con la pagina informativa di Canal Furlan. Come è andato il volantinaggio organizzato dal centrodestra lo scorso weekend? È andato fra tutti quelli che abbiamo fatto e lo facciamo ogni sabato già da mesi, è sicuramente quello che è andato meglio, perché la gente condivideva il messaggio Onsel vai a casa. Temi all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale, quali temi caldi? I temi caldi sono quelli che abbiamo posto noi, perché se non fosse per l'opposizione il Consiglio Comunale di Udine non esisterebbe, visto che il PD applica la politica dello struzzo, cioè fa finta di non vedere quello che fa il suo sindaco e la sua giunta. Abbiamo la questione dei matrimoni gay, abbiamo la questione dell'Attari, cioè delle tariffe, abbiamo anche inserito un tema così abbastanza particolare che è quello degli OGM, abbiamo la caserma Osoppo. Anche su questo, qui in comune i bandi pubblici che vengono fatti hanno già preventivamente il nome e il cognome del vincitore, perché sono cuciti su misura. Ovvio che essendo una città piccola sappiamo benissimo che alternative a certe operazioni, vedi stadio, vedi palamostre, non è che siano tante, però la competizione comunque sarebbe a vantaggio dell'amministrazione, almeno proviamo a cercare se c'è qualche altro interlocutore. Qui invece si è già deciso tutto in anticipo, e sull'ex caserma Osoppo chiaramente ci sono delle proposte. Noi abbiamo solo chiesto che la città, i cittadini soprattutto della zona, vengano informati, come anche i consiglieri comunali, ma la stessa cosa vale per l'Amga. Da quando l'Amga si è trasformata in Acegas APS ci negano l'accesso agli atti. Come faranno i cittadini udinesi a sapere come vengono spesi i soldi delle loro bollette? Questo è un mistero. Ci troviamo in piazza 20 settembre, che riassume un po' la situazione del centro, secondo voi morto? Un altro esempio di desertificazione: c'era un mercato storico che era Piazza San Giacomo in questa città, millenario, che funzionava. Hanno tentato questa operazione con queste 4 bancarelle che, come si vede, basta venire qua il lunedì o anche durante la settimana. Siamo a livelli veramente di miseria. Io anche recentemente sono stato a Padova, certo non si può fare il paragone con Piazza delle Erbe eccetera, però vedi tutto un altro spirito. State continuando come residenti di Borgo Stazione a inoltrare esposti e a proseguire con raccolte firme. La situazione è peggiorata secondo voi dal punto di vista della prostituzione? Nel periodo estivo bastava fare un giro insomma, nelle vie del quartiere, mi riferisco a via Battistice, Viale delle Ferriere, via Caterina Percotto, il fenomeno era abbastanza rilevante. Certo che la prostituzione in Italia non è reato, però diciamo così gli avventori di queste signorine diciamo, disturbano il quieto vivere delle persone che abitano in queste strade. Quindi cosa succede la sera? Ci sono schiamazzi, liti? Ci sono schiamazzi, c'è un via vai continuo di auto e su questo dovrebbe agire l'amministrazione comunale, che però non interviene, ormai sono anni che non interviene. Un posto fisso di polizia è realizzabile o vi hanno già detto di no? In Consiglio Comunale è stata portata questa cosa del posto fisso di polizia locale ed è stato bocciato con la motivazione che non serve. Abbiamo preso contatti col nuovo comandante dei Vigili Urbani di Udine, al quale abbiamo portato avanti anche a lui questa richiesta. Ora starà, diciamo così, alla polizia locale decidere magari nelle ore diciamo, più critiche, magari nelle ore serali, quando i negozi sono in chiusura, ci sono i negozianti che devono portare in banca gli incassi della giornata, magari una vigilanza così serale sarebbe più confacente alle richieste dei residenti e dei commercianti. C'è da dire che lei è l'unico che si è esposto pubblicamente perché gli altri residenti hanno paura di ritorsioni. Sì, ho contattato anche altre persone per delle interviste pubbliche e loro agiscono, diciamo così, per iscritto, con esposti, raccolte di firme. Vediamo anche l'ultimo sulla prostituzione che è stato mandato in questura, però per mostrare il volto davanti alle telecamere hanno paura. E giustamente dico io, perché alcuni hanno ricevuto delle minacce abitando in
questa zona, e diciamo che vivendo qua e avendo le proprie attività commerciali, uno giustamente non si sente di avere dopo delle ritorsioni. C'è chi ha la macchina parcheggiata all'esterno, chi ha le figlie giovani che rientrano la sera tardi, e io capisco benissimo la paura di queste persone. Fiera dei Santi 2014, tutto pronto anche per quanto riguarda il gruppo giovani, lei sappiamo che è operativo al 100%. Beh sì, guai se non fosse così, insomma, ormai mancano pochissime ore all'inizio di questa importantissima manifestazione che ormai Rivignano è protagonista, e come sempre il gruppo giovani, che è il braccio operativo ormai da anni dell'amministrazione, è impegnato nei vari preparativi. Così una nota di colore, sabato scorso i ragazzi erano impegnati nel parco dello Stella a tagliare alberi morti, piante morte con il gelo del 2009, per poter poi con quel legname alimentare i braccieri che scalderanno le lunghe notti di festa qui a Rivignano. Quindi hanno fatto duplice intervento, pulito il parco e fatto risparmiare all'amministrazione quasi 400 euro di legna che normalmente acquistavamo per alimentare i braccieri. Poi ci si lamenta dei giovani, no? Esatto, sì, no, i giovani di Rivignano devo dire che sono molto, molto impegnati e molto bravi. Senza entrare nel dettaglio, cosa state preparando? Ma insomma, quest'anno il programma ha subito, grazie a qualche soldino in più che l'amministrazione ha dedicato a questa manifestazione, ha subito appunto una piccola implementazione per quelli che sono gli spettacoli proposti. Abbiamo tornato a chiamare artisti professionisti che faranno degli spettacoli di strada molto interessanti. C'è un fantastico angolo dedicato alla falconeria, e quindi avremo questi rapaci dove ci saranno appunto degli esperti che spiegheranno la vita di questi animali, come cacciano, come volano, eccetera. Quindi un vero e proprio laboratorio didattico per i bambini, e poi non solo, ma anche per gli adulti, quindi una bella coreografia. Una 4 giorni full immersion. Una 4 giorni, come sempre, insomma, molto, molto ricca di appuntamenti. Diciamo, dire nel dettaglio il programma non ha senso. Io dico al pubblico: venite a Rivignano che merita. Anche perché pare che Giove Pluvio starà lontano. Ma io faccio tutti gli scongiuri del caso. Insomma, negli anni ci sono stati momenti di pioggia, momenti di nebbia. Sembrerebbe che quest'anno il fine settimana sia favorevole alla nostra festa, e quindi insomma approfittate e venite a fare un giro a Rivignano che merita sicuramente. Assessore, per lei è una new entry, visto che da qualche mese è ufficiale il comune di Rivignano Teor, è stata eletta, dunque rappresenta la vecchia frazione, diciamo, di Teor. Esatto. Insomma, come assessore alla cultura è un bel debutto. Sì, sicuramente è un'esperienza piacevole, interessante e molto formativa anche, tra l'altro. Io ho cercato di portare qualche novità e abbiamo allestito nella sala consigliare una mostra di scooter d'epoca di un collezionista del posto che ha già esposto anche in Canada addirittura. E novità dell'ultimo minuto: avremo in chiesa dei mosaici che giungeranno dalla scuola di mosaicisti di Spilimbergo, che resteranno in mostra addirittura fino dopo l'Epifania. E questo ci fa molto piacere perché porta, diciamo, la caratteristica religiosa della Fiera dei Santi, e sarà fatta in collaborazione con la parrocchia, e questo veramente è un po' la novità. Ecco, cosa vuol dire in tempi di spending review organizzare questi eventi? Si tratta di pensare a qualcosa che abbia un ottimo impatto sulle persone, ma allo stesso tempo non gravi molto sul bilancio del comune. E certamente, secondo me, comunque bisogna cercare di puntare alla qualità, perché comunque i pochi soldi che possiamo spendere è meglio spenderli in cose buone e dare alle persone qualcosa che rimanga. Senta, Teor come ha risposto dopo questa unificazione?
Ma diciamo che alcuni cittadini erano un po' titubanti, ma credo che si stiano ricredendo perché per diversi motivi hanno avuto dei vantaggi anche loro. Poi comunque stiamo cercando di mantenere vive anche le tradizioni che c'erano a Teor e nelle sue frazioni, e abbiamo da poco realizzato una serata per dare delle civiche benemerenze ed è stato uno spettacolo veramente piacevole e che ha coinvolto la cittadinanza. Avevamo invitato il coro di Flambruzzo dei Pueri Cantores ed è stata una serata toccante per vari motivi, perché è stata premiata la Pro Loco con tutti i contributi che ha dato alla nostra comunità. Insomma, la festa continua. Certo, assolutamente. Il 30 ottobre si terrà nel comune di Rivignano Teor la seconda edizione del convegno Tavola Rotonda, a cui parteciperanno importanti esponenti delle 3 grandi religioni monoteiste. Lo scorso anno a questo evento avevano preso parte il professor Amos Luzzato, il presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, Adolfo Lochi, rabbino capo della comunità ebraica di Padova, e l'imam Salan Igrabria, presidente del Centro di Cultura Islamica di Trieste, e Monsignor Guido Genero, vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine. La manifestazione aveva ricevuto la medaglia al merito del Presidente della Repubblica per l'alta valenza simbolica nella costruzione di rapporti di pace e amicizia tra le diverse religioni. Anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il comune di Fogliano Re di Puglia ospita questa bellissima mostra fotografica che ci racconta un po' com'era prima e dopo l'entrata in guerra dell'Italia. La domanda viene spontanea: quante ore di lavoro ci ha messo? Ma guardi, il lavoro è incominciato praticamente circa 5 anni fa. 5 anni fa in maniera abbastanza casuale, in quanto io quasi ogni anno, è da 5-6 anni che realizzo delle mostre fotografiche nell'ambito della sagra di San Giacomo a Re di Puglia. In quell'occasione avevo raccolto circa una decina di foto di militari austro-ungarici che, e poi parlando con lo storico locale, il signor Egeo Petean, mi ha detto di avere anche lui un certo numero di foto, circa una 50, che successivamente abbiamo messo assieme e praticamente abbiamo deciso nel novembre del 2011 di fare proprio in questo locale, della biblioteca, praticamente una rappresentazione. Abbiamo fatto vedere queste foto al pubblico. Possiamo tranquillamente dire che si tratta di un inedito? Ma senz'altro sì, che praticamente in quell'occasione abbiamo visto che la gente era talmente interessata a questa riscoperta di queste memorie e così, che abbiamo deciso seduta stante di proseguire nella raccolta e abbiamo deciso, già in quell'occasione abbiamo deciso di dare un titolo, abbiamo deciso di dire che la mostra si chiamerà Cittadini di Fogliano Polazzo Re di Puglia, soldati e profughi dell'impero. Perché? Allora, io devo dire che i miei nonni, praticamente il nonno faceva il cavatore, quindi lavorava in una cava, la nonna era casalinga. Perché qui è zona di cava, no? Sì. Praticamente allo scoppio della Grande Guerra sono stati travolti da questo tragico evento. Il nonno è stato immediatamente richiamato alle armi, è stato mandato in Galizia. La nonna invece è rimasta a casa fino al 24 maggio. Certo. E praticamente il 24 maggio aveva un bambino Attilio di 9 mesi in braccio, una bambina di 4 anni Santina è dovuta scappare la mattina del 24 maggio e praticamente abitava a Re di Puglia, sotto il monte Sei Busi, quando possiamo immaginare senza niente, aveva 2 bambini in mano, quindi era nell'impossibilità di portare altre cose. E quando era praticamente verso Ronchi, girandosi, ha visto la sua casa costruita con tanta fatica che già bruciava praticamente, gli austro-ungarici stavano facendo terra bruciata in attesa dell'arrivo dell'esercito italiano. Dunque per la cronaca non possiamo dire non i primi colpi di mortaio italiani, ma bensì
quelli che erano un po' i padroni di casa in un certo senso. Senz'altro sì, avevano deciso di fare terra bruciata davanti al nemico che avanzava. Direi che successivamente, diciamo, abbiamo continuato a raccogliere, diciamo, foto dei militari. Allora dobbiamo dire una cosa, che la raccolta era, diciamo, un qualcosa di spontaneo. E praticamente la gente di Fogliano, Polazzo Re di Puglia, spontaneamente ci porta questo materiale. Noi praticamente non lo teniamo, non vogliamo avere questo materiale per noi, quindi ci limitiamo a scannerizzare le foto così gelosamente tenute nei cassetti dalle varie famiglie, e o vado io a casa loro, o loro vengono a casa mia, o ci troviamo in biblioteca, in municipio, da qualche parte, e diciamo scannerizziamo queste foto. Senta, quello che conta è che la gente sta rispondendo a questo discorso. Ma diciamo sta rispondendo in maniera molto significativa. Infatti, se diciamo in primavera i pannelli che dovevano essere stampati erano 18, diciamo in questi giorni siamo arrivati a 24, quindi nell'arco di 6-7 mesi abbiamo realizzato, diciamo, 6 pannelli nuovi per circa 60-70 foto. Senta, possiamo ricordare i giorni d'apertura di questa bellissima iniziativa? Sì, allora la mostra sarà aperta nelle giornate di apertura della biblioteca, quindi diciamo nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19 e nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Troveranno lei e altre persone, insomma. Ma per dire, senz'altro la biblioteca è aperta, il personale, diciamo, all'altezza. Se qualcuno avesse piacere di contattarmi direttamente, io sono in pensione e quindi ho la disponibilità abbastanza mettendoci d'accordo di trovarmi anche in orari diversi e in giornate diverse. Sì, l'importante è che troviamo, diciamo, un accordo. Ecco, per concludere possiamo dire è un viaggio a ritroso nel tempo alla riscoperta di qualcosa che non c'è più. Ma questo senz'altro sì, infatti diciamo in questa mostra, oltre a vedere come erano i 3 paesi prima e durante la guerra, abbiamo circa un centinaio di foto di militari, diciamo, che cittadini nostri che hanno vestito la divisa austro-ungarica, diciamo, e abbiamo anche, diciamo, molti pannelli in cui, diciamo, viene descritta la vita, diciamo, nei campi di raccolta profughi tipo a Wagner, però non dobbiamo dimenticare anche gli altri luoghi, per dire tipo Marienbad, tipo Pottendorf. E quello che mi dispiace di più è che, diciamo, c'erano alcune foto che volevo far vedere a una signora che era nata proprio in quel paese, a Domamil, attualmente nella Repubblica Ceca, che circa 2 mesi fa è scomparsa e mi dispiace tantissimo. Una cosa che volevo far vedere, che è interessantissima, è questa nota satirica. Praticamente in questo pannello è descritta la partenza, diciamo, da Re di Puglia di un nostro cittadino, e in dialetto, diciamo, bisiaco e in rima racconta la disavventura di questo tragico viaggio. Non resta che venire, insomma, a visitare questa mostra per assaggiare qualcosa di particolare. Sì, senz'altro sì. Ecco, una cosa, volevo diciamo, ricordare soprattutto ai miei concittadini che la mostra non finisce qua. Ecco, per dire, già in luglio, sempre per la sagra di San Giacomo a Re di Puglia, noi pensiamo di integrare ulteriormente questi pannelli. Infatti già, diciamo, la sera della presentazione abbiamo avuto modo di incontrare delle persone che ci hanno detto che hanno ulteriore materiale a casa, e quindi senz'altro faremo in modo di integrarlo continuamente almeno fino al 4 novembre del 2018, diciamo il centenario della fine di questa grande guerra, di questa grande tragedia che ha sconvolto il nostro paese
con oltre 250 persone che non ci sono più. Infatti, guardando questo pannello qui dietro, ecco, qui c'è scritto: non dimenticheremo mai chi non è più tornato a casa. Qui è praticamente un qualcosa di veramente tragico. Penso che pochi paesi hanno avuto la sfortuna di avere tanti e tanti, diciamo, caduti, soprattutto civili, perché i militari sono circa 70, gli altri sono tutti civili, e quindi probabilmente in questo elenco mancano ancora qualche diciamo nome, manca ancora qualche nome, perché se di Wagner abbiamo, diciamo, tutti i nomi, degli altri campi tipo di Pottendorf abbiamo soltanto, diciamo, certi anni, non tutti. Colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente e ovviamente in maniera calorosa. Inizialmente con mia moglie, sono sincero, pensavamo di farlo nascere a Roma, e invece dopo questi primi 4 mesi a Udine ci siamo trovati così bene, lei anche si è trovata così bene, che sono adesso orgoglioso che mio figlio sia nato a Udine. E come mi ha suggerito qualcuno di voi, è un Frut Furlan, no? Non so se la pronuncia ancora vado bene, però. Quindi grazie a tutti i tifosi, adesso ritorniamo ferocemente sul campo. Ancora auguri a lei e alla sua consorte per la nascita di Giulio, il primo erede in casa Stramaccioni. Nemmeno il tempo di festeggiare il lieto evento, è già con la testa a Firenze, dove domani sera l'Udinese sfida i viola per la 9ª giornata di Serie A. Un'Udinese rinfrancata non solo dal successo contro l'Atalanta, ma anche per aver ritrovato la strada giusta dopo i 2 precedenti passi falsi. Al Franchi non sarà una scampagnata contro una diretta rivale per la conquista di quel posto al sole, che significherebbe disputare una competizione europea la prossima stagione. Le parole del mister. Secondo me con la stessa, diciamo, moderazione prima della partita con l'Atalanta, io ripeto che è un percorso di lavoro. Io sono in questo un allenatore ovviamente molto giovane, che fa del lavoro sul campo la sua unica arma, e credo molto nel lavoro. I ragazzi mi stanno ripagando, e l'avevo detto, lo sapete perché ci seguite da vicino, che stiamo lavorando tantissimo sulla migliorare la qualità di quando abbiamo la palla tra i piedi, e questo secondo me con l'Atalanta è avvenuto, cosa che non era avvenuta in altre gare. E la cosa che ovviamente mi ha sorpreso, sicuramente difficilmente ripetibile sempre, è che abbiamo abbinato una qualità maggiore nell'avere la palla alla solita o comunque consueta solidità difensiva. Questo secondo me è stato il dato più importante. Adesso l'Atalanta però è già alle spalle, e domani è una partita secondo me veramente difficile, perché la Fiorentina credo che sia in una condizione tale che non può permettersi un passo falso, ma non lo dico ovviamente né per mettere pressione, ma è una constatazione. Loro secondo me hanno fatto una buona gara a Milano e devono assolutamente centrare i 3 punti, quindi credo che troveremo un ambiente difficile per noi da affrontare. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Andiamo a chiudere la pagina informativa con il meteo. Su tutta la regione avremo cielo sereno poco nuvoloso, sul Tarvisiano sarà probabile maggiore nuvolosità. Soffierà bora moderata in pianura, temporaneamente sostenuta sulla costa. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa di Canal Furlan. Non resta che augurare a tutti voi, gentili telespettatori e telespettatrici, un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!